Siamo arrivati quindi a 22. 22 anziani deceduti all'interno della casa di riposo di Merlara. La comunicazione, come sempre, arriva dal sindaco del piccolo comune della Bassa, Claudia Corradin, anche lei positiva al Covid-19. Il bollettino drammatico è stato aggiornato lunedì mattina all'alba perché nella notte un altro ospite è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus. In ospedale ce ne sono soltanto 2. Gli altri sono lì e io non sono medico, per cui non posso più di tanto intervenire e fare diagnosi eccetera, però mi dicono che non stanno male, però non mangiano. Una situazione difficile per gli ospiti rimasti che piano piano vedono morire i loro amici. Intanto in mattinata hanno preso servizio all'interno della struttura di Merlara 5 nuovi infermieri e un medico militare. Sono arrivati 5 infermieri e un medico militare, hanno preso alloggio in un paese qua vicino e presumibilmente ci restano 2 o 3 settimane, sicuramente fino a Pasqua, nella speranza che gli altri operatori negativi nel frattempo, positivi nel frattempo diventano negativi e possano riprendere il servizio, e intanto dare un po' di respiro a quelli che in questi 20 giorni non hanno mai avuto ore di riposo. Anche il sindaco Claudia Corradin dice di essere in ripresa, la febbre è passata, restano il mal di testa e la tosse. Adesso dovranno farmi, scaduto il tempo, 2 tamponi, se risultano negativi posso riprendere la mia attività. Insomma. E il vice sindaco come sta invece? No, sta abbastanza bene, a lui ha già superato, ha già fatto un tampone e adesso domani o dopodomani deve fare il secondo e se i risultati sono negativi può tranquillamente riprendere il suo lavoro. Anche a Monselice si è registrato purtroppo un nuovo decesso in una casa di riposo, mentre in quella di Galzignano Terme è aumentato solo il numero dei contagiati.